Bau, traduco io. Buongiorno Italia. Allora ragazzo, casino come sempre, ho preso una tonnellata di pizziche metà fa basta per il camper qua, no? Per sistemare il tutto. Aspetta che te verso le finestre, ti faccio vedere, a parte la mia bellissima scopa che si era già vista. Com'è qua? Aspetta, clic, ecco. E gli ho preso il portascopa, siccome è durissimo ne ho preso uno solo, ok, e ci sta qua. Un giorno devo cambiare questi, li avevo presi ma è troppo stretto, no? Quindi non ci passa neanche l'asciugamano, quindi niente, devo vederli di persona e trovare un qualcosa del genere, magari anche bianco, dai, anche se non è legno va bene bianco. Iniziamo con un piccio alla volta. Questa è la super barra LED per la doccia, ok. Adesso non so come funziona, ha sensore di movimento, dovrebbe essere il blu, è sempre accesa, eccola qua, ha 50.000 miliardi di LED e ti illumina a giorno il bagno, quindi bella, molto carina e calamitata, molto utile perché sai, la usavo anche sul scarosso, non con tutti questi LED, però ho detto vabbè, già che ci siamo strafacciamo e mettiamo questa. Tadan, eccola lì all'entrata del bagno, vedi? Tac, proprio perfetta lì. E eccellente, io la metto in modalità sensore di movimento, che così quando entro in bagno si accende la luce e basta, poi esci e si chiude. Altri straffanti, due strisce a LED con, se volendo, sensori di movimento, questa volta però ricaricabili, non con le batterie, anche quella del bagno era ricaricabile. Sì, io direi cacchio figata. Allora riprese senza stabilizzatore perché vabbè, guarda, apri, il sensore l'ho messo qua e guarda, tac, le lucette a LED gliele ho messe tutte belle sotto. Questa qui è da incollare perché mancava della colla, nessun problema, guarda che roba, tac, stupenda. E ho preferito invece di metterglielo qua il sensore, metterglielo nella porticella, così sono sicuro al 100% che quando apro lui rileva i movimenti. E non l'ho messo, aspetta che è da addrizzare, e non l'ho messo qui perché dopo qui ci andrà tipo, ti ho detto, un piccolo specchietto, delle grafiche, disegni, roba del genere. Ne avevo prese due, io una sinceramente me la metterei nel letto qua sopra, adesso vediamo come. Il letto è ancora da fare perché sì, c'è qualche pecca estetica da sistemare, però insomma col tempo si farà tutto. In dotazione alla lampadina quella sensore di movimento a LED c'erano anche, vedi, questi fermacavi, ottimi, comodi, perfetto. Guarda che roba, così stratirato, tac, apri e tac, eccellente. C'è il CP che quando parlo in camera mi guarda sempre strano. Amore, cosa c'è? Hai paura della telecamera anche tu? Porco cane, ogni volta provo a fare una foto a un cane o un gatto si terrorizzano, cazzo. Ma non è un missile, è una fotocamera, dai. Poi mi sono preso sti due portasaponi in bambù che fanno pandan col bagno, li metto subito. E meglio che erano due, perché uno in bagno e uno in doccia, eccellente. Mi sembrano carini, presi su Amazon, hanno l'antiscivolo sotto. Allora andiamo a sostituire quello di plastica qua, guarda che roba, tac, figata, tac, e uno ce lo pinciamo in doccia. Messo doccia, cazzo, ci avevo messo l'ombrellone che l'avevo usato per la pioggia, eccolo là, per quando lo uso, dopo magari cade, forse è il caso di metterlo giù qua, eccolo là, perfetto là, e là ci metto il sapone. Poi ho preso questi portachiavi qui per fare un po' di ordine, perché veramente non capivo proprio più che cavolo erano le chiavi, da diventare scemi. Vero CP? È un po' seria perché ha sentito un pau. E allora un'orecchia tirata, ecco, e adesso tutte e due in tiro. Beh ragazzi, ora facciamo una delle cose per me più importanti. 1. Il tappo scaccio rapido. 2. Delle fascette abbastanza robuste, no? E 3. Un tubo di gomma da tagliare. Adesso vediamo più o meno le misure a istinto, no? In base a quando mi ricordo che infilavo la gomma per farla andare dentro nel serbatoio. È sempre meglio farla abbondante, casomai poi tagli, no? Ok, perfetta, vedi ci sono delle guarnizioni in dotazione, io gli ho aggiunto questa qui per far spessore, no? Tanto dentro comunque c'è una specie di molla, in modo che è difficilissima, cioè abbastanza difficile da togliere, no? Tanto la mia deve rimanere fissa. E non sbatte, diciamo, non c'è lasco, insomma, quindi perfetto. Adesso li attacco dietro il tubo, qua va attaccato il tubo e dopo la si infila dentro. Ok, capito il giochetto? Guarda qua, le fascette le più strette possibile e basta. Adesso il cavo lo taglierò più o meno qua.
Ed ecco qua uno dei miei giocattoli nuovi, perfetto. Allora, tu mi dirai perché il tubo? Questo serve per non creare pressione dentro, è presente tipo quando riempi una tanica, no? Con rubinetto aperto, quando sei neanche a metà l'acqua già ti fuoriesce. Con questo sistema ho notato che risolvi completamente questo problema, quindi qua gli attacchi la gomma a gancio rapido e metti pure la pressione del rubinetto al massimo e lui te lo riempie fino alla fine tranquillamente. E voilà, perfetto, eccolo qua, vedi? Può sembrare una cazzata, ma per un uso full timer di un camper è una cosa abbastanza, diciamo, obbligatoria. Cioè in un attimo ti attacchi con la gomma a gancio rapido e via, è veramente una cazzata così. Altra cosina, questo tessuto gommoso, vedi, lo devo mettere all'interno del gavone dietro in modo che la roba non scivoli, e poi comunque mi piace avere un fondo di gomma anziché di metallo, insomma, come c'è adesso. E voilà, guarda che fighetta, eh? Bello, molto bello, perfetto. Adesso qua sta guarnizione devo riverniciarla un attimo, perché sì, non entra acqua ovviamente, quindi non la cambio, però gli do giusto una riverniciatina. E voilà, tutto nuovo. Adesso lasciamo asciugare e poi tolgo il nastro adesivo e chiudo. Ah, è un'altra roba, tutta un'altra robetta, va che bello, bellissimo. E ho dato una rinnovata fuori ai tergicristalli che c'erano dei punti un po' scheggiati o con la ruggine nelle molle, e tornati nuovi, neri opachi, bellissimi. Sì, solo i braccetti ovviamente,